Di nuovo in vostra compagnia riprende l'informazione di Telepordenone, siamo in studio con Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie ai telespettatori, grazie al direttore. Facciamo il punto, insomma, siamo nel vivo dell'estate, sono in aumento i furti, i tentativi di furto e i furti messi a segno nelle abitazioni dell'ex provincia di Pordenone, un dato veramente allarmante. Sì, è un dato purtroppo, ahimè, che riscontriamo ogni volta che iniziamo i periodi estivi, iniziamo le feste, e il periodo estivo è quello dove la gente chiaramente, la quantità di persone che escono dalla propria abitazione, magari per un weekend o per lunga settimana o per alcuni giorni, comunque vede la casa scoperta. E allora c'è da chiedersi, insomma, come dobbiamo comportarci. Come dobbiamo comportarci? Le solite raccomandazioni, da quella di lasciare magari una luce accesa che dia il sospetto al malvivente che nell'abitazione ci sia chiaramente qualcuno. Se usciamo magari per solamente qualche ora, potrebbe essere anche interessante lasciare una radio accesa, qualcosa in modo che far sembrare, insomma, che le persone siano, i proprietari siano all'interno dell'abitazione. È vero anche che stanno facendo dei furti importanti, nel senso soprattutto in ville isolate, in case isolate, e addirittura pare con gente che sia veramente all'interno, e questo è il dato preoccupante, perché la quantità di furti ci ha sempre interessato, ci ha sempre creato problemi, però se cominciamo a vedere anche da noi, come è successo per anni nel vicino Veneto, di avere persone all'interno, di avere dei furti nel momento in cui le persone sono all'interno, è un altro caso, un'altra storia. Poi ci sono accorgimenti, magari quelli un po' più tecnici, quali? Se andiamo in ferie, ci piace magari socializzare con le persone, certo, sul nostro muro Facebook, su Instagram e su tutte le altre muri sociali che ormai stanno riempiendo il nostro cellulare. Ecco, io un consiglio che do, lo faccio anch'io, ma è un consiglio tecnico, pratico: mettiamo tutte le fotografie che siamo fuori di casa quando torniamo, perché così se il malvivente ha orientato un furto nella nostra abitazione, non lo sa ancora, cioè, voglio dire, no? Giochiamo anche noi un po' di furbizia, creiamo anche a loro il sospetto, perché se no hanno piede libero, mani libere, e quindi possono raggiungere le nostre abitazioni. Se noi gli diciamo con le nostre fotografie che ci troviamo a Cortina, ci troviamo a Bibione, a Jesolo, è chiaro che è più facile per loro agire, e chiaramente in maniera, insomma, più tranquilla. Se invece quando torniamo mettiamo che siamo stati a Cortina, a Jesolo, a Bibione, ormai il gioco è fatto anche per loro, insomma. Queste sono le attenzioni, no? Che dobbiamo correre. È come quello che dico quando dobbiamo ritirare la pensione, le anziane, certo, essere accompagnati chiaramente da figli e nipoti. Questa è una cosa importante, perché ci aspettano al varco. Ecco, per quanto riguarda invece la squadra, il team della Polizia di Stato di Pordenone, sono in arrivo 3 nuovi agenti che andranno a consolidare un po' la squadra in essere. Sì, dicevamo proprio fuori onda che c'è questo arrivo proprio da oggi, da questa mattina. 3 agenti nuovi hanno raggiunto Pordenone, uno arriverà il 7, credo, di luglio, quindi in settimana prossima ci sarà qui un altro agente, un altro collega. Il problema è sempre quello: se poi sappiamo che 25 vanno via, noi per quest'anno la matematica mi vede ancora in vantaggio, perché non siamo certamente sopra. In più ci sono tutte quelle maledette situazioni nazionali, di arrivi presso il centro, addirittura a Lampedusa, le aggregazioni a Crotone, in Sicilia. Cioè, voglio dire, gli sbarchi continuano, con il periodo estivo arrivano, e i colleghi anche da Pordenone devono prendere e partire. Il problema è grave, perché poi, io l'ho già detto in altre occasioni, no? Pensiamo tutti magari allo sbarco a Lampedusa e magari lasciamo liberi i nostri confini, perché, come vi dicevo tempo fa, dati Frontex sono quadruplicate,
le entrate di questi soggetti nelle vie balcane. Quindi siamo un po' alla perdita del nostro controllo del territorio per mandare da Pordenone anche agenti dall'altra parte. Io dicevo prima, sono arrivate 3 persone da oggi, sappiamo che circa 25 lasceranno il servizio entro dicembre, su 1300 persone che sono uscite, guardi, posso garantire che la situazione è grave in tutto il territorio nazionale. Abbiamo il numero massimo di 20 persone su Milano, su Roma, però tutte le questure d'Italia che soffrono di questa situazione, no? Perché siamo indietro di circa 15 anni negli arruolamenti e quando qualcuno fa la propaganda politica di dire che ci saranno 2000 agenti nuovi, mi viene da ridere, perché veramente da ridere, perché siamo indietro di 30.000 e se ne facciamo 2000 quest'anno, per 2 anni non li vediamo sulla strada, tra, ripeto, sempre le stesse cose, tra visite mediche, concorsi, ricorsi, corsi di perfezionamento presso le scuole, poi sono 2 anni. Quindi i 30.000 che vi dico oggi è una bugia, perché fra 20 giorni gli aumenti sono diversi, perché la gente va in pensione per raggiunti limiti di età, perché ormai abbiamo una polizia molto vecchia, questo è vero. Torneremo sicuramente a parlare del tema, intanto grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, alla prossima. E adesso parliamo della giunta regionale, la quale ha approvato questa mattina il bando giovani agricoltori. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.